La bufera di neve annunciata da qualche giorno è arrivata anche nella bassa padovana. Oggi chi si è recato al lavoro non ha avuto problemi fino a metà mattina, quando la neve ha cominciato a cadere copiosa. A Este più volte è mancata anche la corrente elettrica e si è avvertito anche un forte tuono, fenomeno piuttosto raro in inverno. Infatti, secondo una bozza di Wikipedia, il fenomeno atmosferico denominato temporale di neve è raro da noi perché si verifica in una serie di coincidenze difficilmente verificabili insieme e consiste in una precipitazione nevosa accompagnata da scariche elettriche. Si verifica infatti quando correnti di aria mite e fredda si scontrano con correnti di aria molto gelida, quella che in questi giorni arriva dalla Siberia. Per quanto riguarda la circolazione, risulta alquanto rallentata e nel primo pomeriggio non sono ancora in funzione i mezzi spazzaneve, mentre si registrano code in tangenziale verso il casello di Padova Sud, la 13 e il raccordo con la 4 sono chiuse ai camion. In poche ore la neve ad Este ha raggiunto i 5 cm.